Centinaia di nuovi profughi in arrivo in Veneto. I sindaci del centrodestra invece nel Padovano denunciano una situazione fuori controllo e ora sono pronti a fare le barricate. Il loro sfogo tra poco. Recuperato senza vita dai vigili del fuoco di Verona il corpo di un sub scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Garda. Si tratta di un 48enne modenese. Tragedia sabato a Feltre, un motociclista trevigiano è morto dopo aver perso il controllo della sua Honda. A Mogliano, dove viveva, ha avviato una gara di solidarietà per aiutare i due figli. Popolari Venete, mentre è iniziato l'iter parlamentare per il decreto che dovrebbe salvare le due banche, Don Torta scrive al Presidente della Repubblica, Mattarella, Caino e Giuda non siano i vostri consiglieri. Colpito da una saetta a Pieve di Soligo mentre andava a sincerarsi che i suoi animali non fossero spaventati dal temporale, ha rischiato di morire folgorato un domatore di tigri del circo di Vienna. Vandali scatenati al Parco dei Salici a Padova, abbattuti senza motivo 8 alberi piantati da poco, la rabbia dei residenti. Manifestazione dei veneziani, ieri al grido Mino vado via, in 2000 hanno sfilato a favore della residenzialità in un lungo corteo da fondamenta dell'Arsenale a Riva degli Schiavoni. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il telegiornale del Veneto. Dunque cominciamo, come avete sentito, con i nuovi arrivi all'orizzonte. Si aggrava la situazione dei profughi in provincia di Padova, mentre per Cona e Conetta più che altro c'è un appello molto forte al prefetto perché appunto quelle strutture, come pare, siano alleggerite. Torniamo ai sindaci del centrodestra nel Padovano che denunciano questa situazione fuori controllo e sono pronti a fare le barricate. Arrivano continuamente profughi nuovi, di cui non abbiamo nemmeno il nome e cognome. Con i suoi 800 richiedenti asilo, Bagnoli rappresenta solo la punta dell'iceberg dell'emergenza profughi in provincia di Padova. All'ex Hotel Pacifico di San Pietro in Gu, ad esempio, dove sono ospitati una cinquantina di migranti, secondo il sindaco la situazione è fuori controllo. L'altro giorno mi è arrivata una lettera dalla cooperativa, nemmeno firmata, dove dicono che è scappato un signore che era loro ospite, di cui non sanno nemmeno il nome e cognome, perché non era ancora stato fotosegnalato. C'è qualcosa che però preoccupa più della gestione profughi e dell'arrivo di altri profughi. Da San Giorgio in Bosco il sindaco Renato Miatello invita i comuni del centrodestra a fare quadrato. Ci ritireremo sulle linee del Piave e io chiamo le linee del Piave i nostri comuni amministrati da sindaci della Lega o perlomeno di centrodestra dovranno fare fronte comune in tutti i sensi. I sindaci denunciano di non sapere cosa accade nei centri di accoglienza, di non sapere in alcuni casi neppure la cifra esatta dei profughi ospitati. Ufficialmente dovrebbero essere 52 o giù di lì, però visto la mole di materassi e di reti che io ho visto nella taverna, secondo me sono molto di più. Il prefetto non ha mai fatto il decreto o un provvedimento di cambio di destinazione di quell'albergo in centro di accoglienza. Noi siamo impossibilitati ad andare a verificare. L'appello ad un'accoglienza diffusa per la provincia lanciato dal neosindaco di Padova Sergio Giordani qui non attecchisce. Penso che Giordani deve pensare per Padova e per i nostri comuni. Lui non è stato votato nel mio comune e mai lo verrà, anche se dorme e mangia a Padova. Io dormo, mangio e sono nato a San Giorgio in Bosco. Intanto era in viaggio verso il lago di Garda per una vacanza il gruppo di anziani che si trovava a bordo del pullman è rimasto coinvolto questa mattina, lo vedete nelle immagini, nel terribile incidente in Germania, è costato la vita a 18 persone, altre 30 sono rimaste ferite, alcune in modo molto grave. Lo scontro è avvenuto lungo la A9 in Baviera, coinvolto il pullman con a bordo 46 passeggeri oltre i 2 autisti e un camion. Nell'urto il bus ha preso fuoco, intrappolati tra le fiamme 18 anziani sono morti carbonizzati e come dicevamo erano diretti per alcuni giorni di vacanza proprio in una località turistica sul lago di Garda. Con la cronaca restiamo nel Veronese, recuperato il corpo del 48enne disperso da ieri pomeriggio nel lago di Garda. Un
tuffo finito in tragedia, il drammatico epilogo di un giro in motoscafo con la moglie. Si sono concluse nella notte le ricerche dell'uomo scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Garda, in provincia di Verona. Per lui non c'erano ormai più speranze. Dopo ore dalla sparizione si cercava solo un corpo senza vita. La vittima è un 48enne originario di Novi, in provincia di Modena, Maurizio Bertolini, che ieri aveva noleggiato insieme alla moglie un motoscafo per visitare il lago di Garda. Si era a un certo punto tuffato in acqua nella zona al largo di Punta San Vigilio senza più riemergere. La moglie, che lo aveva perso di vista, ha atteso lunghi interminabili minuti, quindi ha dato l'allarme. Immediato l'intervento di Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Idroambulanza del 118 e Squadra Nautica della Protezione Civile, ma per il 48enne non c'era ormai più nulla da fare se non recuperarne il corpo, individuato dai sub dei volontari del Garda di Salò a 213 metri di profondità. L'esame del cadavere potrà fornire elementi utili per capire se l'annegamento sia stato causato da un malore improvviso o da una qualche altra circostanza. Intanto a Mogliano Veneto è scattata la gara di solidarietà per aiutare i due figli di Luciano Aramini, il motociclista morto sabato pomeriggio in un incidente a Feltre. 6 anni fa era morta la moglie e ora i due ragazzi di 17 e 20 anni sono rimasti da soli. Una persona solare, estremamente buona. Gli amici del bar hanno ancora negli occhi le immagini della partenza del gruppo di motociclisti moglianesi dal piazzale del distributore Esso lungo il Terraglio. Eccoli nel video, salutano e partono per quella che doveva essere una tranquilla gita in moto nelle prealpi bellunesi. Da quella gita Luciano Aramini, 55 anni, non è più tornato, è morto sabato pomeriggio dopo essere uscito di strada ad Anzù, alle porte di Feltre. Ferita gravemente la compagna, 50 anni, ora ricoverata all'ospedale Cafoncello. Una famiglia, quella di Luciano, già duramente colpita dalla morte 6 anni fa della moglie. Ora i due figli della coppia, 17 e 20 anni, hanno perso anche il papà. Avevano già perso la mamma un po' di anni fa per un brutto male, quindi questa tragedia sicuramente incide molto sui ragazzi. Siamo qui appunto per dare una mano per quello che possiamo, tutti gli amici del bar saranno presenti. E così è partita una gara di solidarietà tra gli amici per cercare di aiutare i figli di Luciano ad affrontare la vita dopo questa seconda tragedia. Abbiamo pensato di fare una raccolta, quello che uno può, vorremmo aiutare un po' i ragazzi per quello che possiamo, insomma, sia moralmente che anche un po' economicamente. Una persona amata, gioviale e solare, impegnata in tante attività sportive e sociali, Luciano Aramini era molto noto a Mogliano ed anche la società di karate di cui faceva parte sta pensando a fare qualcosa per non lasciare soli i suoi figli. Noi facciamo questo, poi tutto quello che arriva, se qualcuno ha qualche idea migliore che ci dia una mano, perché questi ragazzi hanno bisogno di aiuto. E adesso il tema banche, perché è dura la lettera inviata oggi da Don Torta al capo dello Stato, al premier Gentiloni, il ministro Padoan, ai parlamentari. Sarete responsabili di eventuali atti insani di persone esasperate. Così scrive Don Torta, che aggiunge: Caino e Giuda non siano vostri consiglieri. Cari fratelli, in nome di Dio trovate una soluzione. Inizia così, ma poi è durissima la lettera che Don Torta ha inviato oggi al Capo dello Stato, al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia. Tema il decreto delle popolari venete, che verrà discusso a partire dal 10 luglio e che prevede l'entrata in gioco di Banche Intese e gli oneri della Bad Bank a carico dello Stato. Se qualcosa di positivo non verrà deciso, sarete responsabili di ciò che molte persone deboli, ormai stressate e fuori di testa, potrebbero compiere. Scrive proprio così Don Torta, parroco di Dese e coordinatore di un gruppo di associazioni di risparmiatori delle ex popolari. Donando le due banche a Banca Intesa per €1 avete accettato le ossa e avete donato la carne dei poveri, che è la carne di Cristo. Caino e Giuda, conclude Don Torta, non devono essere i vostri consiglieri. Facciamo in modo che entrino gli azionisti in questa partita. Senta Presidente, quindi non impugnerà il decreto, che è una delle cose che le hanno chiesto dalle... Ma guardi, il tema dell'impugnativa del decreto è una possibilità che c'è, ma nel momento in cui si impugna il decreto, se la partita cade nel momento, vuol dire che dopo 2 istanti dei dati che abbiamo oggi in essere, si va al bail-in, si va al fallimento. Nel momento in cui le banche vengono liquidate, tutti i conti correnti vengono salvati fino a 100.000 euro e tutti gli obbligazionisti vanno a zero.
cioè perdono tutto. Cioè io non penso che ci sia nessuno che si possa assumere una responsabilità del genere, ma lo dico col cuore in mano. E così avete sentito Luca Zaia, che ospite sabato sera 20:10 aveva anticipato proprio la risposta sul tema impugnazione eventuale. Intanto colpito da una saetta mentre andava a sincerarsi che i suoi animali non fossero spaventati dal temporale, ha rischiato di morire così, folgorato da un fulmine, un domatore di tigri del circo di Vienna. Per quel che se ne dica che noi teniamo male gli animali, trattiamo male gli animali, io rischio la vita per andare a vedere come stanno i miei animali. Stasera sotto il tendone del circo, allestito in zona industriale a Pieve di Soligo, si esibirà con le sue amate tigri, ma Giordano Caveani, a 50 anni, domatore padovano, ha rischiato di non esserci e di non poter raccontare cosa gli è successo sabato sera allo scoppio del temporale. È uscito per vedere se gli animali stessero bene e stringendo questo cavo d'acciaio è stato colpito da una saetta caduta proprio in quell'istante. Ho preso una forte botta, non so perché, dopo per 20 secondi non ho visto più nulla, non ho sentito più nulla. La cosa sincera, la verità è che credevo di essere che era arrivata alla fine, invece fortunatamente non è stata così. Il colpo l'ha scaraventato a una ventina di metri. Da questo cavo qui fino a là. Le urla, i soccorsi, le flebo in ospedale. Mi hanno detto sei un miracolato perché dice non tutti se la cavano con queste cose qui. Io ringrazio Gesù Cristo che sono un miracolato, grazie a Dio che mi ha dato questa fortuna di poter continuare la mia vita con i miei figli, la mia famiglia e i miei animali. Tigri, il bisonte, cammelli e dromedari, anche il piccolo lama, nato solamente giovedì. La passione di una vita e malgrado i muscoli ancora contratti e una camminata vistosamente zoppicante, per Caveagna, domatore, figlio e nipote di domatori, lo spettacolo deve continuare. Il primo spettacolo a Pieve di Soligo e io mi esibirò, fortunatamente, posso esibirmi con i miei animali, le tigri e tutti gli altri. Ora ci spostiamo a Venezia invece per parlare di grandi navi. Sapete dell'annuncio poche ore fa del sindaco Brugnaro di questa intesa che il governo avrebbe trovato sul fronte grandi navi. Il canale dovrebbe essere quello Vittorio Emanuele. Vediamo se è pronto il sindaco Brugnaro, fatemi sapere così lo ascoltiamo subito, e poi la replica dei no grandi navi. Brugnaro. Le grandi navi vanno alla marittima, come ho già detto, passando dal canale Vittorio Emanuele. Quelle ancora più grandi che faranno in futuro le accosteremo a Marghera nella parte del Vega, ma deve dirlo il Ministro. Non è una competenza mia, io faccio quello che posso, è quello che avevamo detto in campagna elettorale e quello che continuiamo a sostenere. Così il primo cittadino di Venezia stigmatizza le promesse del governo e alla domanda inerente alla famosa riunione del Comitatone con Gentiloni, che avrebbe dovuto tenersi prima a maggio, con data slittata poi a giugno, di fatto mai tenutasi, risponde: lo deve chiedere al ministro Gentiloni e Del Rio e al governo. Io l'ho chiesto già 3 volte per iscritto. È un Brugnaro irrefrenabile. Agli ambientalisti no grandi navi, che da sempre accendono il dibattito in materia, manda a dire che sono in pochi, che non sono la maggioranza. E la democrazia è bella perché siamo in tanti. Ovviamente fare manifestazioni a Venezia di domenica mattina è facile, ed è facile andare su tutti quanti i telegiornali del mondo. Lavorare a Marghera tutti i giorni per rilanciare le fabbriche è un po' più complicato. E allora sentiamo a questo proposito che cosa dicono invece i no grandi navi con Tommaso Cacciari. C'è alcun tipo di decisione del governo, nel senso che anche i giornali di ieri erano veramente esilaranti, cioè un giornale diceva bisogna scavare il canale Vittorio Emanuele, la marittima intoccabile, un altro giornale diceva citava le parole di Baretta e diceva che devono andare le navi a Porto Marghera, e un altro giornale, il Corriere del Veneto, invece dava un'altra, l'ultima capata, come dicono a Napoli, cioè che le navi sarebbero entrate in carovana di notte. Questa non l'avevamo ancora mai sentita. La verità è che continuano a brancolare nel buio. Nonostante le dichiarazioni del sindaco Brugnaro e del ministro Del Rio, che qualche tempo fa in visita a Venezia aveva parlato di una soluzione vicina, secondo il comitato No Grandi Navi invece di soluzione non ce n'è neanche mezza. Sono solo delle sparate per fare confusione e mantenere tutto così com'è. Il loro unico vero obiettivo è di
mantenere lo status quo ed è di mantenere il transito delle navi da crociera attraverso Venezia davanti a San Marco, il canale della Giudecca. Intanto è stata organizzata per fine settembre una mobilitazione a Venezia, a cui prenderanno parte anche i movimenti europei. Dopo lo straordinario successo del referendum popolare, che ha visto la partecipazione di 18.105 veneziani, che è una cosa storica, dopo le dichiarazioni del sindaco, che insomma ha detto molto francamente che lui della volontà dei cittadini se ne frega, va avanti per la sua strada e queste cose non lo riguardano, abbiamo deciso di rilanciare con le mobilitazioni. Quindi il 24 settembre ci sarà una grandissima manifestazione in acqua e a terra. La novità è che ci saranno anche centinaia di persone provenienti da tutta Europa. Ora vi raccontiamo due segnalazioni. Vandali in azione, cominciamo da Padova, dal Parco dei Salici, dove ignoti hanno abbattuto gli alberi appena piantati, e poi ci sposteremo a Treviso. Sembra il passaggio di un tornado quello che si vede al Parco dei Salici del quartiere Guizza a Padova. Invece il maltempo non c'entra niente. Ad abbattere quasi una decina di alberelli è stata l'inciviltà di alcuni vandali che hanno operato col favore delle tenebre. Ecco una delle tante vittime del raid vandalico che si è consumato in questo parco. Come vedete, la corteccia è stata letteralmente piegata a metà e la stessa sorte hanno avuto diversi altri alberi che si trovano qui. Teppisti che hanno colpito in una delle zone meno illuminate e più nascoste del parco, vandali il cui divertimento principale è evidentemente quello di danneggiare ciò che dovrebbe viceversa rappresentare un patrimonio di tutti. È un peccato, erano nuovi, non li avevo mai notati, quindi li ho visti solo rotti. Questo parco potrebbe essere un fiore all'occhiello del quartiere, ma denunciano i residenti la manutenzione spesso scarseggia e con pochi controlli, a quanto pare non mancano furti o episodi di droga. Ciò che manca invece è forse soprattutto un'opera di valorizzazione del parco, l'organizzazione di attività che siano in grado di rivitalizzarlo, e così il Parco dei Salici si aggiunge alla lista degli spazi verdi padovani in attesa di intervento. Ora dicevamo nel Trevigiano a Ponzano, dove vandali si sono introdotti nella cava utilizzata dalla protezione civile per l'addestramento dei cani da soccorso, distrutta l'attrezzatura. Ci siamo trovati proprio veramente a terra, con tutto, distrutto completamente tutto. Emerge l'amarezza dalle parole di Roberto Penzo, presidente della scuola soccorso nautico Terranova della Protezione Civile. Ieri, come sempre, si è recato nella cava di Via Antiga, Ponzano, per il consueto addestramento dei cani, ma appena aperti i cancelli, l'amara sorpresa, tutto quello che c'era all'interno della casetta utilizzata dai volontari come ricovero attrezzi è stato distrutto dai vandali. Il gommone completamente bucato, esattamente con 20 contati, 26 tagli da coltello, e poi è stato rovinato il motore, le attrezzature, quindi tutti i salvagenti, le pagaie, un remo, tanta roba l'abbiamo trovata nel lago, lungo il lago, l'hanno proprio gettata in acqua. Distrutta la cassetta del pronto soccorso, svuotati gli estintori, danneggiati i manichini utilizzati per le simulazioni. Hanno tolto la testa, tagliato la testa. Non soddisfatti i vandali Hanno circondato, hanno circoscritto tutta la zona nostra, in realtà delimitato con questo nastro bianco e rosso. Ingenti i danni, solo 1.500 euro quelli al gommone, considerando che i volontari si autofinanziano nella loro attività. Presumo che un 2.000-3.000 euro si facciano tranquillamente di danno. Una ragazzata, secondo il presidente Penzo, dietro all'atto vandalico. L'idea presumo che sono dei ragazzini. Ora la decisione di correre ai ripari installando delle fototrappole. Abbiamo deciso di installare delle telecamere, però cerchiamo di fare qualcosa in più. Si pensava addirittura a allarmi perimetrali con GPS. Quello scoperto domenica è il terzo episodio di vandalismo alla scuola in circa 10 anni, ma il più devastante, e non solo dal punto di vista materiale. Trovarsi così ci hanno abbattuto, ci hanno affondato, esattamente la parola può essere questa, ci hanno affondato. Forse ricorderete invece l'episodio di qualche settimana fa in pieno centro a Treviso, una nuova piazzetta Santa Maria dei Battuti, quando venne aggredito da una baby gang un uomo. Ci sono novità.
C'è uno squadrone, guardi, che non ci si può avvicinare e io giro al largo perché veramente mi impauriscono. È da quando sono stati ultimati i lavori che i residenti lamentano la presenza di una baby gang in piazza Santa Maria dei Battuti, una banda di ragazzini che sporca, si comporta male ed impaurisce i passanti. A maggio un 60enne che li aveva redarguiti dopo che avevano abbandonato a terra rifiuti era stato circondato e spinto a terra ferendosi, un fenomeno, quello dei piccoli teppisti, sul quale la polizia locale sta intervenendo. E noi abbiamo intensificato la presenza degli nostri agenti di polizia locale, sia almeno i quali intervengono almeno 4 volte al giorno con pattuglie diverse, compresa quella in Borghese. I minori sono stati identificati, in alcuni casi sanzionati, sono state contattate le famiglie, ma oltre alla repressione la polizia locale sta lavorando in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione ad un progetto formativo. In diversi casi i nostri agenti di polizia locale sono intervenuti come agenti, ma in molti casi hanno dovuto fare, tra virgolette, quasi gli operatori sociali. Alla luce anche di questa esperienza, di questi primi interventi, cercheremo di coinvolgere, tanto è vero che è all'esame dell'amministrazione comunale un progetto, operatori sociali, operatori di strada, proprio per cercare di responsabilizzare questi minori. Poi la domenica di protesta per 42 associazioni veneziane unite nel chiedere le politiche a favore della residenza e contro lo spopolamento di Venezia. No vado via. Lo gridano all'unisono circa 2000 veneziani riuniti per manifestare a favore della residenzialità in un lungo corteo da fondamenta dell'Arsenale a Riva degli Schiavoni. 42 le associazioni che hanno aderito alla giornata di protesta contro l'assenza di tutele per gli abitanti della città storica e di politiche per favorirne il ripopolamento, mentre il numero dei residenti continua inesorabilmente a calare al ritmo di 1 migliaio all'anno. E i nostri ragazzi non vivono, non vogliono lavorare solo per il turismo e quindi sono costretti a scegliere qualcosa al di fuori. Quello che è nato oggi non può finire. Una protesta trasversale che ha visto partecipare realtà disparate, da Confartigianato ai centri sociali, unite soprattutto nel bocciare l'operato del sindaco Luigi Brugnaro e della sua giunta. Dei 300 partecipanti al primo flash mob, nota Marco Gasparinetti del gruppo 25 aprile, siamo diventati ormai migliaia a lanciare il nostro messaggio al sindaco accentratore che non ascolta nessuno e si tiene tutte le deleghe. Venezia è anche nostra, di queste decine di gruppi diversi che hanno saputo mettersi insieme per amore della città. Quello che sta succedendo non può più essere ignorato. Ora a Feltre ufficialmente al via da ieri i campionati mondiali di parapendio, lo spettacolo è iniziato ieri sera, abbiamo incontrato anche il CT della nostra nazionale. Sono ufficialmente aperti il 15° campionato mondiale di parapendio Monte Avena 2017. Prende così il volo la grande festa di Feltre, i campionati mondiali di parapendio che terranno tutti appassionati e turisti con il fiato sospeso e il naso all'insù per i prossimi 15 giorni. Ieri pomeriggio la presentazione in città con la sfilata di tutte le delegazioni e l'inizio di una miriade di eventi collaterali. Da oggi ai prossimi giorni inizieranno anche le gare naturalmente dal Monte Avena, che però coinvolgono 5.000 km di area, quindi andremo anche a volare nel Pago, a Levico, a Borso del Grappa, con atterraggi ufficiali in queste località, ma anche atterraggio ufficiale in primis, dove ci saranno tutte le attività di questi 15 giorni, è in località Boscherai a Pedavena. Lì c'è allestito una frasca, festa, party, ma anche la possibilità di fare tanto sport, canyoning, arrampicata, giri in bici e bike. Italia! Facci sentire! Ed ecco il team leader della nostra nazionale, il selezionatore dei piloti migliori. Volare senza il motore è un po' particolare, proprio si torna indietro, cioè si conosce le nuvole, si conoscono le correnti di aria calda che ci permettono di salire più in quota e poi forse la cosa più bella è che in volo si è da soli e ogni situazione bisogna gestirla da soli, bisogna pensare da soli e risolverla da soli. Francia, Germania e Slovenia, le squadre più temibili, dice. Dicono che il parapendio è uno sport per soli uomini. Assolutamente no, è uno sport adatto a tutti ed è bellissimo. Perché una ragazza dovrebbe farlo?
perché è stupendo, si vola, è il volo, la cosa più bella che ci sia. Ora tutt'altro sport, diciamo così, le immagini nella nostra copertina, i rumori e le immagini della discesa sul Sile, 38 imbarcazioni, 10.000 persone per assistere alla manifestazione folcloristica. Con questa copertina si chiude l'edizione del nostro telegiornale del Veneto, soltanto il tempo per ricordarvi che stasera c'è 20:10, il futuro delle banche aspettando il decreto, alle 20:10 gli ospiti saranno Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto, e Paolino Barbiero, segretario dello SPCGL Pensionati di Treviso. È tutto per questa edizione del telegiornale del Veneto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Cari amici del meteo di Antenna 3, ecco la bella estate italiana con tempo soleggiato ovunque, salvo per un veloce peggioramento pomeridiano sui monti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto più nubi con rovesci e temporali sulle Alpi settentrionali del Bellunese e su quelle a nord del Vicentino. Prevale il tempo asciutto e il sole dominante sul resto dei settori. Vediamo anche le temperature, le massime sono attese tra i 25 e i 32 gradi, valori minimi tra 16 e 21 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato anche qui sui settori pianeggianti, più nubi con locali rovesci e temporali pomeridiani sui settori alpini e prealpini. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono previste tra i 27 e i 29 gradi, valori minimi tra i 19 e i 21 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, temporali soprattutto nelle ore pomeridiane sulla fascia centrale della nostra regione, più sole sulle Alpi di confine e all'estremo sud del Trentino. Temperature massime tra i 29 e i 32 gradi, valori minimi attesi tra i 15 e i 16 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.